Il primo stop stagionale del Fondachelli arriva per mano di un Furnari compatto, cinico e trascinato da un eroe inatteso, il difensore centrale Bellon Rodriguez, autore di una doppietta decisiva nel 2-1 finale. Al Comunale Monafò va in scena una sfida speciale, quasi un derby per i due allenatori, Carmelo Milici, tecnico del Furnari, e Maurizio Grasso, allenatore del Fondachelli, entrambi originari di Novara di Sicilia e legati da una lunga amicizia. Parte forte il Furnari che sfiora il vantaggio con Bellon, colpo di testa in avvitamento e palla fuori di un soffio. La replica dei padroni di casa arriva con un piazzato di Calabrò, ma l'esito non è quello sperato. Poi al 32esimo infortunio per il difensore del Furnari Vincenzo Milici, costretto al cambio, accompagnato fuori dal campo dal padre allenatore Carmelo tra gli applausi del pubblico. Nonostante ciò al minuto 35 il match si sblocca, punizione tagliata di Mondino e zampata vincente di Bellon che fa 0-1 e lancia il Furnari tra la gioia della panchina biancoverde. Il Fondachelli reagisce, sfiora il pari sugli sviluppi di un angolo, proprio Bellon rischia l'autogol ma il palo salva i suoi, mentre Giardina poco dopo spreca da posizione favorevole. Ad inizio secondo tempo è ancora Bellon ad esultare sugli sviluppi di un corner, il centrale anticipa tutti e firma il 2-0, completando una doppietta da sogno. Il Furnari spinge al 72esimo, chiede un rigore per un presunto tocco di mano, l'arbitro però lascia correre tra le proteste. Il direttore di gara non ha dubbi invece 3 minuti dopo, quando concede il penalty su Vaccaro e dagli 11 metri si presenta lo stesso capitano di casa. Sileoni para, ma Vaccaro è il più rapido sulla respinta e accorcia per il gol dell'1-2. Nel finale il Fondachelli tenta il tutto per tutto, Gabriele Torres sfiora il pari con una girata acrobatica al minuto 81, Bonina di testa all'86esimo, centra invece il palo alla destra del portiere. Il gol non arriva, il Furnari resiste e porta a casa la prima vittoria stagionale, scavalcando proprio il Fondachelli in classifica. Alla fine strette di mano e abbracci per tutti, ma quello più sentito è tra i due mister Carmelo Milici e Maurizio Grasso, amici di lunga data, compaesani, rivali per un giorno, ma uniti dalla passione per il calcio.